Euroregione News. Boster, l'unica fiera nazionale dinamica sui lavori in bosco, sulle filiere del legno e l'agricoltura di montagna, sarà protagonista ai laghetti di Timau a Paluzza dal 30 agosto al 1 settembre per la sua seconda edizione, lì dove la tempesta Vaia ha colpito. Una biennale all'aperto organizzata da Paolovnia che presenta un programma declinato positivamente sul dopo Vaia a 10 mesi di distanza dalle devastazioni provocate da questa tempesta, figlia dei cambiamenti climatici, ha detto l'amministratrice di Paolovnia, Elena Gazzia, introducendo gli interventi di presentazione di Boster organizzati nel palazzo della regione di Udine. La fiera è un importante momento di aggregazione e confronto per gli operatori di settore, ma si rivolge anche al grande pubblico, circondato dal legno ma che spesso non ha piena consapevolezza di temi legati alla valorizzazione sostenibile delle risorse agroforestali. Gianluigi Pirrera, direttore commerciale di Boster. Noi abbiamo un'estrazione, diciamo così, forestale e quindi già dal 2000, quindi quasi 20 anni, ci siamo specializzati proprio in manifestazioni fieristiche in questa nicchia, in questo settore, insomma quello forestale e delle filiere del legno. Abbiamo sviluppato nel tempo questo format fieristico dove sostanzialmente animiamo nei corretti contesti operativi i lavori in bosco, quindi anche queste dimostrazioni, queste prove pratiche di macchine e attrezzature forestali, sia per i professionisti sia anche a livello hobbistico e di appassionati. Un conto è vedere una macchina ferma in un padiglione fieristico al coperto nel grigio del cemento e un conto è vederla invece lavorare nel suo habitat, diciamo così, di lavoro, e anche per gli operatori poter fare dei confronti, ma anche il grande pubblico che magari non gli addetti ai lavori vedono un po', capiscono anche cosa vuol dire lavorare in bosco, quali tecniche, la sostenibilità anche di questi macchinari che possono magari anche spaventare, però consentono di lavorare con efficienza e soprattutto anche con la sicurezza degli operatori. Allora diciamo anche una cosa, che questo evento calamitoso Vaia è rimbalzato anche nei media nazionali, se ne è parlato dappertutto perché effettivamente per la prima volta in Italia, rispetto invece ad altre esperienze nel resto dell'Europa, ha colpito in maniera così importante le nostre foreste, i nostri boschi, le nostre comunità, i nostri territori. Per questo in qualche modo si potrebbe fare anche un parallelo, consentitemelo, quello a livello regionale che è stato il terremoto del 76 e poi la capacità di ripresa, la capacità di riorganizzare anche un tessuto sociale, un tessuto produttivo. Probabilmente ecco, una cosa del genere abbiamo pensato che forse anche diciamo così, potrebbe avere la nostra manifestazione l'ambizione perlomeno di dare qualche input in tal senso, cioè dopo, all'indomani di questa calamità, cercare di capire insomma intanto se è possibile prevenirla nel futuro, visto che riguarda un po' i cambiamenti climatici, ma anche come affrontare correttamente tutto quello che è la pianificazione, la gestione insomma dell'emergenza, ma anche del posto. Tenete conto che praticamente sono allettati, sono stati schiantati tanto legname quanto per 4-5 anni di lavoro, quindi anche da un punto di vista poi anche economico ci si sta interrogando insomma come affrontare correttamente. Il discorso del grande pubblico lo coniughiamo in questo modo, insomma, come abbiamo detto che è stato anche il grande momento così mediatico, tragico, però far cercare di capire alle persone quanto siamo ricchi di questa risorsa e quanto poco magari la valorizziamo, quanto poco la conosciamo. Tutto questo legname potrebbe essere valorizzato attraverso una filiera corta, una filiera solidale, ovvero cercare di tutto questo legname che adesso abbiamo di valorizzarlo nel nostro mercato. Le tecnologie oggi ci servono a garantire efficienza nel lavoro, sicurezza agli operatori e anche basso impatto ambientale, ma ripeto è importante anche la conoscenza, l'esperienza, soprattutto anche questo, perché parliamo anche di comunità di montagna. La montagna ha sempre tanti problemi anche appunto di abbandono, di spopolamento. Con queste tecnologie, dando modo alle imprese boschive, alle imprese anche di trasformazione del territorio di lavorare bene,
riusciamo anche a risolvere poi tantissimi problemi della montagna, perché la montagna non è solo, come dire, un meraviglioso parco, diciamo così, dove andare a passare una domenica. Boster è una fiera dinamica perché mette in funzione direttamente nel bosco più di 60 moderni macchinari in 8 cantieri forestali visitabili all'interno di un percorso boschivo certificato PFC, ovvero boschi a gestione corretta dal punto di vista economico, sociale e della sostenibilità. Boster aderisce infatti alla filiera solidale PFC, avviata dopo la tempesta Vaia per aiutare le comunità colpite a riprendere l'economia del legno. Il sindaco di Paluzza Massimo Mentil ha sottolineato che la rinascita è un obbligo morale. Boster dura 3 giorni e in particolare domenica 1 settembre si abbina all'evento Magia del Legno di Sutrio, che con un mercatino del legno e una sessantina di artisti artigiani locali, ma anche trentini, austriaci e sloveni all'opera, ha ricordato il sindaco Manlio Mattia, coinvolge 6 o 7 mila persone, quindi un turismo che senza la cura del bosco non si può fare. All'incontro di Udine è presenti anche Luigi Cortellezzis, sindaco di Trepoli Gosullo, terzo comune coinvolto da Boster, e il presidente dell'Associazione Imprese Boschive Agostino Michelin, che si è soffermato sul problema del ricambio generazionale nelle attività boschive, sul tema delle ceppaie da trasformare da rifiuto in materia prima e sulla proposta di riconvertire le aree boschive colpite dalla tempesta in pascoli. Il dirigente del servizio foreste della regione Adolfo Faidiga, ricordando che il Corpo Forestale festeggia quest'anno i suoi primi 50 anni, ha rimarcato come questo servizio regionale sia all'avanguardia in Italia nel sistema di prevenzione incendi. La parte convegnistica è stata illustrata da Cristina D'Orlando, funzionaria della regione e presidente del PFC Italia, mentre l'assessore regionale competente Stefano Zagner ha detto che le foreste sono una risorsa che non solamente va ben gestita, ma è necessario che venga utilizzata secondo filiere che rimangano il più possibile all'interno della regione per creare economia ed evitare la decadenza del patrimonio naturale e sociale. Questo è il punto centrale, fondamentale, perché Vaia ha fatto dei danni che sono direttamente rilevabili, questo sì, ma paradossalmente ha creato delle condizioni per le quali si inizia finalmente a discutere di una gestione rispetto al nostro patrimonio forestale che forse per troppo tempo è stata disattesa, più che dagli operatori che invece sono sempre stati molto attivi, da un'opinione pubblica che non era così attenta. Quindi Vaia ha fatto nascere questa esigenza e questa attenzione rispetto a una gestione del patrimonio forestale che è la strada per riuscire a renderlo sempre più sano, ma anche sempre più resiliente rispetto a questi eventi che purtroppo hanno una ciclicità sempre più frequente. Però molte le problematiche da risolvere e gli scarti di tempo da recuperare in questo settore. Sì, sono veramente dei tempi da recuperare che bisognerà anche capire quanto si riuscirà a recuperare sulle forme tradizionali e quanto invece ha senso pensare a delle filiere del legno che non siano in diretta concorrenza magari con quelle per le quali siamo troppo indietro per riuscire a raggiungerle. Però è altrettanto vero che ci sono tutta una serie di possibilità, di attività che possono già da oggi iniziare ad essere strutturate, che sicuramente potrebbero consentirci di avere una gestione all'interno della nostra regione di tutta una serie di prodotti che nascono, crescono ed escono dalle nostre foreste, certificate oltretutto. Questo non è da poco perché è una garanzia anche della sostenibilità dell'intero processo, che potrebbero quindi tenere il valore aggiunto sul territorio della nostra regione. Però io rimango anche sul concetto che l'utilizzazione boschiva è la strada con la quale si garantisce il bosco stesso, quindi questo meccanismo deve trovare una finalizzazione poi economica per essere sostenibile al 100%. I convegni e workshop di Boster, curati dalla regione, verteranno sulla situazione, criticità ed opportunità create dalla tempesta Vaia, sui cambiamenti climatici, sulla promozione delle filiere locali, sugli organismi nocivi ai boschi, sul progetto Ceppaie e i ripristini delle aree colpite e sul telerilevamento dei territori danneggiati. Per gli appassionati anche un corso di carpenteria leggera per il fai da te. In bosco dimostrazioni di cantieri e meccanizzazioni forestali, la fiera comprende anche la simulazione di un intervento di spegnimento in un'area boscata colpita dagli schianti. Euroregione News.